Sono 4 le scuole vicentine che i NAS hanno visitato, trovando, devo dire, dei risultati davvero incredibili in senso negativo. Ho fatto istanza di accesso agli atti perché credo che i genitori debbano sapere cosa effettivamente viene servito ai loro figli ed è inquietante che questa visita avvenga proprio in un momento in cui il dibattito politico sull'autorefezione e anche sulla funzionalità di queste mense, sul livello di qualità, visto anche l'incremento importantissimo del costo che l'assessore Selmo ha scaricato sulle famiglie, è così acceso. Un invito all'amministrazione a monitorare queste situazioni, ad assicurare un servizio corretto, rispettoso della salute dei bambini, dell'igiene e anche, lo ridico un'altra volta ancora, a rivedere quella delibera sui costi. Appena ovviamente avrò i dati di questo accesso agli atti, credo che sia importante condividerli con la città.